Eccoci di nuovo insieme anche per questa settimana con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il consueto spazio dedicato al calcio dilettantistico siciliano. Anche in questa puntata racconteremo chiaramente la domenica sportiva dei siciliani, dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria, anche se nella puntata odierna del mercoledì, come al solito, i riflettori sono puntati sul campionato di Serie D e sui due gironi del campionato di eccellenza. Nella puntata invece di domani, quella del giovedì in versione on demand, seguirete i 4 gironi del campionato di promozione e come al solito anche i 6 gironi del campionato appunto di prima categoria. Potete seguire questa puntata del giovedì seguendo la pagina Facebook Penalty oppure sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Per iniziare la nostra trasmissione presentiamo il nostro ospite della settimana, l'osservatore sportivo nonché profondo conoscitore del calcio dilettantistico siciliano, Alfio Sanfilippo. Ben trovato Alfio. Grazie Ettore, grazie per l'invito, ciao. Stai seguendo il campionato di Serie D anche se, diciamolo pure, i giochi sembrerebbero già fatti. Sì, molto, anche perché c'è il Catania Calcio lo seguo ancora di più, mentre in precedenza lo seguivo di meno, però una volta che c'è il Catania seguo anche un po' tutte le partite. I due gironi del campionato invece di eccellenza, che impressione stanno suscitando in te? Sono due gironi diversi. Girone A spicca l'Agagas, l'Enna e il Misilmeri. Secondo me saranno le 3 squadre che punteranno alla a vincere il campionato. Mentre il girone B è molto più equilibrato, almeno ci saranno 4-5 squadre che è tutto aperto, possono lottare per vincere il campionato. Benissimo, iniziamo subito con i risultati e le classifiche e partiamo con il campionato di Serie D. Parliamo della 15ª giornata, eccolo qua il tabellino dei risultati. Catania batte Real Aversa 1925 1-0, Cittanova Castrovillari 1-1, Licata Calcio FC Trapani 2-2, Locri 1909 batte Città di Aciriale 2-1, FC Lamezia Terme batte Paternò 1-0, San Luca Ragusa Calcio 2-2, San Cataldese batte Mariglianese 2-1, vittoria della Vibonese Calcio 3-1 contro il Santa Maria Cilento ed infine vittoria anche per il Città di Sant'Agata 2-1 contro il Canicattì. E come ha detto anche il nostro ospite, sono ben 11 punti di distacco del Catania nei confronti della seconda in classifica. Parliamo del Locri, ma guardiamo insieme questa classifica dove si vede giustamente la squadra di Ferraro ormai lanciatissima verso la vittoria finale di questo girone I del campionato di Serie D. Al primo posto con 39 punti, 28 per Locri 1909, FC Lamezia Terme con 25 Città di Sant'Agata, Vibonese Calcio, 22 punti per il Ragusa con 20 il Castrovillari, Licata Calcio ed FC Trapani, 19 punti per il Real Aversa 1925, 18 punti per il Canicattì con 17 San Luca e San Cataldese, 15 punti per il Città di Aciriale, 14 per Santa Maria Cilento e Cittanova, 13 punti per il Paternò Calcio, chiude la classifica la Mariglianese con 3 punti. Ricordiamo che Licata Calcio, FC Trapani, San Luca e Santa Maria Cilento hanno una partita in meno. Si ritorna in campo domenica prossima, domenica 18 dicembre, questo il tabellino degli incontri. Canicattì Cittanova, Città di Aciriale Paternò Calcio, FC Lamezia Terme Città di Sant'Agata, FC Trapani Vibonese Calcio, Santa Maria Cilento Catania, Ragusa Calcio Licata Calcio, Real Aversa 1925 Mariglianese, San Luca Castrovillari ed infine San Cataldese Locri 1909. Allora, partiamo da questo Catania. Hai detto che hai visto un buon Catania comunque, nel senso che seppur soffrendo i 3 punti arrivano puntuali, soprattutto quando si gioca in casa. È un campanellino d'allarme oppure bisogna comunque essere sempre fiduciosi perché effettivamente il divario rispetto alle altre squadre che inseguono mi sembra abissale? Secondo me c'è un pochino di stanchezza, soprattutto di qualche giovane, il 2004 secondo me. Ripeto, io l'ho vista dal vivo e ho visto che Vitale è un po' stanco. È un po' stanco anche perché diciamo che è stato principalmente l'unico giocatore under che ha fatto tutte le partite. Ha fatto tutte le partite, quindi secondo me il ragazzo
dovrà avere anche un po' di pause perché dal 1° agosto fino adesso non si è mai fermato. Tenere il ritmo per tutto l'intero giro Anche perché d'andata lui ha un è bel considerevole. fisico, anche lui è messo bene fisicamente e quindi ha una stazza fisica importante, però gli altri, bene o male, ci sono i rincalzi. Per gli under qualche difficoltà Però esiste. lui, il centrocampo, secondo me, bisogna avere un centrocampo. Poi mancava Rizzo, quindi Palermo è stato deludente. Per fortuna Lodi a me ieri Non è dispiaciuto. è piaciuto molto, perché Lodi bisogna fare giocare palla a terra e quindi lui deve fare girare la palla. Ho visto anche delle rimesse in meno da parte di Lorenzini, mentre Lorenzini eravamo abituati a prendere la palla. Anche lui è un giocatore che ha giocato praticamente quasi tutto l'intero Tutte le giro partite, d'andata. Somma ha giocato di meno, qualche partita l'ha saltata. E un'altra cosa, Ettore, che nelle ultime 2 partite ci sono stati 2 gol di 2 difensori diversi, Sì. un centrale ed un esterno. Quindi le punte un pochettino sono un po' deludenti. latitanti, o perché non vengono serviti bene e quindi hanno 2 stazze notevolissime, uno 1,90 m, uno 1,80 m. Alfio, ma dovremmo fare questo processo secondo Non me? penso proprio. Secondo te al Catania? Non penso proprio. Il Catania vincerà il campionato sicuramente, nel giorno di ritorno sicuramente, ora faranno qualche piccolo ritocco, sicuramente Qualcuno andrà via? la Neri qualcosa la prenderà, soprattutto a centrocampo, basato sui giovani, e anche secondo me ci vorrebbe anche un esterno, perché non può giocare un terzino tutto destro a sinistra, poverino, è in difficoltà, anche se ieri ha fatto delle prestazioni sufficienti, non è che il ragazzo è scarso, però le alternative debbono essere, certo in avanti loro sono assai. Sono coperti, tra l'altro si aspetta anche Litteri, il ritorno di Litteri, no? quindi, però ci sono 2 centravanti importanti che hanno fatto i professionisti e ancora non riescono a fare gol. E quindi bisogna rivedere, secondo me, un discorso non tecnico, ma impostazione tattica, perché se tu fai giocare a Lodi non puoi giocare a correre, buttare le palle in avanti, bisogna ragionare a centrocampo, come ho visto bene il Sant'Agata, come Sì. ho visto bene ieri Aversa, Sì, che è poi, vero. Real Aversa aveva quel ragazzino di colore che è uscito con gli applausi dalla tribuna A dove ero io, l'hanno applaudito. Evidentemente il pubblico catanese ha un palato fine. Apprezza. Guardiamoci subito gli highlights con le interviste post partita. Oggi abbiamo fatto una vittoria sofferta, i campionati si vincono con queste vittorie e soprattutto oggi ho fatto giocare tanti calciatori che forse non erano utili, non sono stati utilizzati in altre partite perché abbiamo 3 partite in 10 giorni, allora è giusto far ruotare un po' la rosa e tutto. Però faccio i complimenti ai ragazzi perché ancora una volta hanno dimostrato anche soffrendo si vincono queste partite e diciamo che delle occasioni di gol che loro hanno creato, diciamo, ci siamo un po' impauriti. Allora il fatto di abbassarci è stato un fatto psicologico, anche se molte azioni da gol che hanno fatto loro abbiamo fatto proprio errori noi individuali nel passaggio, qualche colpo di testa errato, e soprattutto sulle seconde palle oggi non siamo stati bravi nell'aggressione delle seconde palle. Però fa parte del gioco, la bravura degli avversari, meno bravura del Catania, però ancora una volta ci godiamo questa vittoria, una partita in meno, adesso abbiamo 2 partite in 10 giorni e poi facciamo questa sosta natalizia che sicuramente ci darà un po' di ossigeno e recuperiamo un po' tanti calciatori a livello mentale e a livello fisico. Siamo stati fortunati a non prendere gol, un po' per bravura del nostro portiere, un po' perché nel calcio ci vuole anche un po' di fortuna, che fa bene, non fa male, però oggi bisogna fare meriti alla Vessa, meriti al Catania che ancora una volta ha vinto e da martedì prendiamo la prossima. È sempre bello vincere ed emozionante, sicuramente ci fa lavorare meglio. Sappiamo magari che non è stata la nostra migliore partita, però ti ripeto, è sempre meglio lavorare con una vittoria anche sapendo di aver sbagliato qualcosa che con una sconfitta. Oggi è arrivata l'ennesima vittoria, quindi ce la prendiamo tutta e sappiamo di aver sofferto un po', però va bene così. Ogni partita è una storia a sé. Ci sono alcune partite che l'avversario non ti permette di andare avanti
Prima di tutto sono un difensore, quindi bisogna pensare a difendere e cercare di non far prendere gol. Quando c'è la possibilità di andare avanti è un di più per cercare di dare superiorità numerica. Per quanto riguarda Forchingone penso che oggi abbia fatto pure lui una buona gara, ma sì, sicuramente la sosta ci servirà per ricaricare le batterie, però ancora mancano due partite alla sosta, quindi non bisogna assolutamente abbassare la guardia e cercare di fare 2 vittorie. La paura di portare a casa il risultato ci ha fatto abbassare troppo. Altre partite il gol ci è servito per sbloccarci e è stata una partita in crescendo, invece oggi ha fatto l'inverso. Abbiamo sofferto tantissimo e non ce lo possiamo permettere. Penso che sia stata una delle poche partite, se non l'unica, dove abbiamo concesso davvero, davvero tanto agli avversari, però a volte anche un po' di fortuna serve. Oggi ce l'abbiamo avuta, ci prendiamo i 3 punti e guardiamo avanti. Facciamo fatica, se le squadre si chiudono bisogna essere più bravi nel far girare la palla velocemente. Sono tutte cose che bisogna provare e riprovare come stiamo facendo e migliorare, perché un conto è fare allenamento tra di noi, un conto è fare le partite contro squadre che si mettono qui, vengono tutti a pressare, a uomo, il campo che non ti aiuta a giocare di prima. Questo per me sicuramente è una cosa dove noi bisogna migliorare. Poi è normale che le vittorie aiutano sia l'umore che allenarsi bene. Sappiamo che mancano 2 partite al Giro di Boa, sappiamo che bisogna fare bottino pieno, che non sarà facile perché affronteremo una partita domenica importante fuori casa sul campo sintetico e poi abbiamo il Trapani, una partita alla volta. Ci sono 6 punti, cercheremo di fare il bottino pieno, che non sarà facile, sicuramente ci sarà da soffrire come oggi, però siamo stati scelti per far sì che Catania ritorni in Serie C. I primi minuti sono stati, diciamo, un pochino diciamo duri, perché sono partiti subito loro forti, aggressivi, hanno conquistato tante palle, le seconde palle sono ripartiti un paio di volte dove ci hanno creato un po' di difficoltà e forse c'è stato un pochino un attimo di titubanza, no? E ha fatto sì che loro prendessero campo e noi ci abbassassimo un pochino in difesa, però c'è stata una grande risposta sia dei parti difensori che del portiere. Poi la prima volta che gioco con Palermo, Marco ha altre caratteristiche rispetto a me, no? Più un giocatore di inserimento che accompagna l'azione. Sicuramente ha fatto un'ottima partita come l'hanno fatta tutti chi ha giocato all'inizio e chi è subentrato. L'importante oggi, ripeto, è vincere. Poi per il bel calcio, per le cose, lo sappiamo anche noi che bisogna migliorare. Quello poi verrà di conseguenza. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Ennesima sconfitta invece per il Città di Aciriale, caduta tra l'altro in un campo che a questo punto diventa un campo difficilissimo, quello del Locri, che si conferma a questo punto potenzialmente la vera inseguitrice insieme all'FC Lamezia Terme di questo Catania targato Ferraro. Questo cosa ci fa capire? Che l'Aciriale comunque vuole assolutamente salvarsi, forse con la prossima campagna acquisti potrebbero arrivare finalmente questi punti che permetterebbero di tirarsi fuori da una situazione certamente non positiva in questo momento. Penso di sì, perché c'è il ritorno di Agatino Cavaro, quindi dei ritocchi lui li farà senz'altro. Purtroppo la partita è andata male, ma soprattutto gli ultimi 7 minuti la Aciriale vinceva, quindi è stata anche sfortunata secondo me, quindi sta attraversando un periodo bruttino,
ma sono convinto che fiduciosi, insomma. sì, ci metteranno tutti i mezzi per potersi risolvere, perché non merita la Ciriale terzo ultimo, mi pare. Sì. E poi domenica ci sarà una partita. Lo scontro con il Paternò sarà veramente, non dico decisivo, ma certamente molto importante. Sarà uno scontro delicato, un derby, quindi la posta è molto alta, perché qui chi perde sicuramente farà compagnia alla squadra della Mariglianese, infatti. Guardiamoci il servizio, vittoria del Locri 2-1 proprio contro il Città di Aciriale. Tra il noi crediamo nel lavoro di Mancini e il meritavamo di vincere di Costantino c'è una gara dai due volti, lunga, sofferta e ribaltata. Ma la gioia più bella rimane il sorriso di Daniele che sulla sua sedia a rotelle attraversa il campo di gioco tra gli applausi, perché la sindrome di San Filippo si può combattere, basta tifare per la ricerca. La gara è stata emozionante, per dirla alla Mancini, con la Cireale che conduce il risultato per mezz'ora del secondo tempo e il Locri che in 3 minuti fa sua la gara. Porta male la pioggia a Ficara che al terzo minuto scivola fronte porta, poi si fa perdonare con una conclusione convincente dalla distanza ma non abbastanza efficace. Al 14° Furina di prima intenzione colpisce relativamente bene e non crea effetto pericolosità con la palla. Al 16° sempre Furina avalla una conclusione facile per Ficara. Con l'esterno del piede destina la palla sul palo del settore destro per una sponda che non riesce all'esterno Ficara. Al 27° punizione a 3 per il Locri, schema per la conclusione di carattere affidata sempre al piede di Furina. Al 41° arriva la Cireale convinto con Koulibaly e João Pedro. Creano insieme un attacco vorticoso che porta la Cireale in area di porta con Ianni a chiudere sul palo. Al 43° risponde il duo Ficara-Carella con palla a scavalcare Medico, partenza astuta di Ficara con stop a seguire e assist poi per Carella. Ad inizio ripresa Ianni non si fa confondere dal tacco assist con cui si conclude il contropiede di Limonelli e Pedro, infatti il portiere locrese esce dai pali e disinnesca la palla, ma il 13° quando Koulibaly a debita distanza si gira per rilasciare una bordata senza eguali che si ferma sotto l'incrocio alla sinistra di Ianni. Quella negata successivamente a Palermo giocatore della Cireale, è una conclusione che fa da epilogo ad un altro contropiede veloce e ben gestito. La gara continua tra ripartenze e l'attitudine a sventare la manovra dell'altro, ma è un tocco di mano a decidere le sorti, perché la rosa dal dischetto non sbaglia per la 5ª volta. I 3 minuti successivi sono un assalto amaranto, come quando Ficara crossa, Romero colpisce la traversa e Zaric insacca una seconda palla che vale 3 punti. Abbiamo parlato poc'anzi di questo Paternò, un Paternò che appunto domenica attende l'arrivo del Città di Aciriale, nel frattempo perde in casa un'altra volta, però questa volta a vincere l'FC Lamezia Terme. È quella che darà filo da torcere a Catania e di più, io penso che Lamezia è più forte del Locri. Hanno vinto, mi dicono meritatamente, però non lo so se il pareggio poteva anche starci. La stessa situazione che c'è ad Aciriale, Paternò, ho visto già 4-5 innesti nuovi, quindi Strianese già si è mosso. Certo, sul mercato d'altra parte bisogna agire subito. Però bisogna prendere giocatori più bravi di quelli che c'erano prima, perché quello che ha fatto secondo me l'amico Peppe Pagana ha fatto un grandissimo lavoro in estate,
facendo il direttore sportivo, il direttore generale, faceva tutto, andava a telefonare, andava a pescare ragazzi, bisogna vedere in tutto questo marasma generale il budget. Sì, tra l'altro adesso c'è anche il ritorno dell'ex presidente Mazzamuto, sicuramente probabilmente i budget per la stagione sono cambiati. Ci metterà delle forze fresche a livello economico e sicuramente Strianese si basa sul discorso anche economico, perché inizialmente ho saputo non è che c'erano queste forze economiche. È vero, è vero. E quindi si è trovato in grossissime difficoltà, quindi Pagana secondo me non bisognerebbe criticarlo. È stato un ex giocatore importante, è stato anche un allenatore ed è un allenatore preparatissimo. Purtroppo tante volte non bisogna accettare queste condizioni, bisogna aspettare. E la voglia di ritornare in campo spesso e volentieri per gli allenatori è un'arma a doppio taglio. Sai, a Ettore ci siamo tanti tecnici, io oramai mi metto da parte perché non mi sento un tecnico da tantissimi anni, faccio d'altro nel calcio. Però tanta gente per amore di allenare, per amore è disposto a qualche sacrificio. Si vanno a sacrificio. Non voglio dire una parola pesante, ma l'hai capito quale voglio dire, però bisogna anche avere la pazienza di aspettare, secondo me. Altra partita importante è quella che si è disputata a Licata con un pareggio al Fulmicotone con il Trapani. Risultato finale 2-2, guardiamo gli highlights. Benvenuti al Dino Liotta per la 15ª giornata del campionato di Serie D Girone I, come detto Licata Trapani, centrocampo affidato a Mudasiru e Marcellino e poi Rotulo Minacori a sostegno di Ouattara. Si parte, arriva il cross di Kosovan, svetta Musso, va Kosovan direttamente verso la porta, Valenti coi pugni. Rotulo, buono e filtrante con Ouattara che serve Mudasiru, quello è la sua zolla, Mudasiru! Ed è il terzo gol in campionato dalla distanza, ma che piede ha questo ragazzo? Che gol! Minuto 26 e 30 secondi, cambia il risultato al Dino Liotta, Licata 1, Trapani 0, segna ancora lui da 30 metri, Yalilu Mudasiru! De Pace in orizzontale per Carboni, sulla destra c'è sempre Pipitone libero ma Carboni va direttamente in mezzo e c'è calcio di rigore per il Trapani per la trattenuta di Vitolo ai danni di Musso. Ingenuità clamorosa di Vitolo, pallone che era diretto dalle parti di Valenti, la maglia di Musso si è allungata, è caduto giù e c'è un calcio di rigore. Adesso il fischio, la rincorsa, Kosovan la intuisce Valenti ma il gol va direttamente all'angolino, imparabile. Pallone arriva Mudasiru! Fuori di pochissimo, ha dato l'illusione del gol, il tiro di Mudasiru a botta sicura. Altro pallone per Ouattara, lo scambio per Marcellino, siamo in area, Marcellino non riesce a caricare il destro, recupera comunque il pallone, Minacori! La parata salva risultato di Summa. Marcellino ancora per Ficarra, posizione regolare, potrebbe crossare, arriva il cross in aria e la manda in corner. Summa, è una sorta di tiro cross quello di Ficarra, sale subito Minacori a dar fastidio, De Pace lancia in avanti, lascia scorrere per Musso per Catania, posizione regolare, salva Valenti, poi sulla linea Cappello, servito, su di lui sale Orlando nel tentativo del evitare il cross che arriva il tiro e arriva il gol del Trapani, ha segnato Cangemi. Altro traversone in aria per Gonzales Torre verso Catania che si coordina bene ma in acrobazia non riesce a trovare la porta di Valenti. Attenzione, Mudasiru perde il pallone per il buon gioco di Musso che carica il destro, Valenti, Kosovan, la traversa, salva Valenti, un gol praticamente fatto a Kosovan. Pallone lungo a cercare Ouattara, cerca l'intervento, Gonzales, Ouattara! E rigore per il Licata. Stessa porta in cui ha segnato Kosovan, parte Vitolo, la rincorsa, Vitolo! E il 2-2, la tocca soltanto Summa e il pallone si insacca. Minuto 28, cambia ancora il risultato. Licata 2, Trapani 2. Roberto Vitolo e si va a prendere l'abbraccio dei tifosi sotto la gradinata. Carboni
sempre stesso leitmotiv della gara. Attenzione al retropassaggio di Cappella involontario, ancora una volta Valenti decisivo. E finisce qua anche con qualche secondo d'anticipo, termina 2-2 Licata-Trapani, una bella gara che ha visto un pareggio salomonico e anche giusto per quanto visto in campo. Era passata in vantaggio il Licata con Mudasiru nel primo tempo al 26esimo, pareggio di Kosovan al 39esimo sul rigore, poi il vantaggio trapanese al 61esimo con Cangemi e il definitivo 2-2 con Vitolo sempre su calcio di rigore. Al quarto posto in questo girone I del campionato di Serie D troviamo la squadra di Modica, parliamo della Vibonese Calcio che ritorna ancora a vincere cercando di tenere alta anche la concentrazione, tutti coscienti che probabilmente si gioca solo per il secondo posto o quantomeno per una posizione dei playoff. Ma sai, la Vibonese viene da una retrocessione amara, quindi io pensavo che probabilmente era quella fra il vero posto dove doveva essere la Vibonese al posto del Logri insieme alla Lamezia. Però una volta che c'è il Catania, un po' tutte le squadre secondo me sono saltati i programmi probabilmente. Sono saltati i programmi perché ne sale una sola e ne vince una sola, poi gli altri insomma, sono i playoff, sono quelle che sono, difficilmente si riesce a vincere, ma quella che sale è una sola. Quindi secondo me anche i budget, secondo me, sono stati anche un attimino ridimensionati perché essendoci il Catania con un budget importante. Sono stati gestiti secondo me soltanto i budget per una salvezza tranquilla. Sì, ma non mi aspettavo queste squadre che in questo momento si trovano sotto. Vedi Aceriale, vedi Paternò. Poi la Sangata Attese, sai... aveva iniziato male la stagione? Sì, ora poi con un nuovo tecnico ha avuto però ha fatto molti pareggi, quindi purtroppo nel calcio deve vincere. Devi vincere. Il pareggio secondo me è un punticino, sì, muove la classifica, però gli altri ti sorpassano. Guardiamoci adesso proprio il servizio sulla vittoria della Vibonese contro il Santa Maria Cilento. Vittoria finale per la squadra calabra 3-1. La Polisportiva Santa Maria esce sconfitta dalla trasferta sul campo della Vibonese. Il finale è di 3-1. Sono proprio i cilentani a cercare di portarsi in vantaggio. Un tiro di Zielo rimpallato diventa un assist per Johnson, che di testa però spreca. La Vibonese al primo affondo passa in vantaggio. Il pallone dopo un batti e ribatti finisce sui piedi di Balla, che trafigge Grieco. I padroni di casa, sulle ali dell'entusiasmo, trovano anche il raddoppio con Tazza, bravo a superare per la seconda volta Grieco. Alla mezz'ora punizione di Bonanno, il pallone è sul fondo. 3 minuti dopo il 30esimo, Pane pennella un bell'assist per Johnson che spreca malamente davanti al portiere. Dalla parte opposta uscita di Grieco sulla torre, bravo il portiere cilentano a chiudere lo specchio della porta. Nella finale della prima frazione sponda di Johnson per Ziello, che però spara alto. All'inizio del secondo tempo Zimanowski va via sulla destra, ma il suo tiro è debole e centrale. La Polisportiva Santa Maria sale di ritmo e ci prova con un colpo di testa di Koulibaly, debole e centrale. A riaprire la partita ci pensa Johnson, che si fa perdonare con un bel tiro di destro che dalla distanza trafigge l'incolpevole Rendic. 4 minuti dopo è Bonanno con il suo sinistro ad andare vicino al gol del pareggio. La partita scivola via nella fase centrale del secondo tempo senza particolari occasioni. Nel finale poi in contropiede Scafetta sigla il gol del 3-1 con cui termina la partita. Ora per i giallorossi sotto al prossimo match contro il Catania.
Abbiamo dunque concluso lo spazio dedicato al campionato di Serie D, adesso ci fermiamo, c'è una pausa pubblicitaria, tra poco rientreremo in studio e parleremo con il nostro ospite Alfio Sanfilippo dei 2 gironi del campionato di eccellenza. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete sempre con Penalty che vi racconta la domenica sportiva dei dilettanti siciliani. Abbiamo già alle nostre spalle il quadro riguardante il campionato di Serie D, adesso parliamo subito del campionato di eccellenza e lo facciamo con il girone A. Quattordicesima e penultima giornata del girone di andata, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Castellammare Unitas Sciacca 1-1, Enacalcio batte Parmonval 4-1, Akragas 2018 batte Don Carlo Misilmeri 2-0, Casteldaccia Leonfortese 0-0, Profavara batte Cus Palermo 5-0, Oratorio San Ciro e San Giorgio Resultana San Lorenzo 3-3, Mazzarese.2 batte Nuova Città di Gela 1-0 ed infine Nissa batte Mazzara Calcio 3-1. In classifica abbiamo la conferma per l'Akragas che vince uno scontro diretto contro la Don Carlo Missilmeri. Al primo posto la squadra di Nicola Terranova con 33 punti, sale al secondo posto l'Enna Calcio con 32, 31 punti per il Profavara con 29 la Don Carlo Misilmeri, 25 punti Mazzara Calcio, 24 Mazzarese.2, 23 Unitas Sciacca, con 20 punti il Casteldaccia, con 18 la Nissa FC. 17 per il Castellammare, 15 punti per la Leonfortese, 13 punti Oratorio San Ciro e San Giorgio. Con 8 punti Resultana San Lorenzo e Cus Palermo, chiudono Nuova Città di Gela con 6 punti, la Parmonval con 5. E partiamo subito con lo scontro diretto tra Akragas 2018 e Don Carlo Misilmeri, scontro diretto che giunge alla 14ª giornata e credo che ancora i giochi si debbano ampiamente aprire. Sì, senz'altro Ettore, ancora troppo presto, anche perché c'è stata anche una battuta d'arresto dell'Akragas, poi l'Enna ha recuperato una partita giovedì. Sì, ed è salita infatti al secondo posto. È salita al secondo posto, ha vinto fuori casa ed è lì. E poi dobbiamo anche vedere il Profavara, perché ha un punto dell'Enna. È vero, di questo Profavara nel frattempo sono già partite le immagini, dobbiamo dire che certamente potrebbe essere la vera e propria mina vagante di questo girone A. D'altra parte ha un team sia tecnico che anche in campo non di poco conto. È una bella squadra, una bella società, anche l'anno scorso ha fatto i playoff, ha fatto un ottimo campionato, anche se giustamente c'era l'Akragas che doveva vincere il campionato, invece è stato il Canicattì, quindi l'Akragas secondo me quest'anno farà di tutto per vincere il campionato. Anche perché il terno all'otto dei playoff poi diventa pericolosissimo. Diventa difficilissimo. E soprattutto lungo, perché poi c'è tutta la fase nazionale. No, niente. C'è riuscita allora la Leonzio, ma è stata anche fortunata. Però l'Akragas secondo me ce la metterà tutta per vincere il campionato. E secondo me anche l'Enna. L'Enna è una bella... Insomma, tutto aperto. È aperto... Una bella squadretta, messa bene, poi Pippo Strano è un conoscitore della categoria, quindi... È anche un vincente, aggiungerei, no? C'ha carisma, c'ha forza esplosiva anche, lui è un grande... Vero. È vulcanico in questo senso. Guardiamoci proprio gli highlights con le interviste post partita tra Akragas 2018 e Don Carlo Misilmeri. È meritata nei numeri, nella sostanza, è meritata come atteggiamento, è meritata come dominio della partita. Soprattutto nel primo tempo non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta da parte degli avversari che sono forti. Ripeto, dico sempre le stesse cose, questa è una squadra che ha puntato sul collettivo della passata stagione, dove allo stesso collettivo già forte ha aggiunto gente come Balestreri, come Lonigro, come Matera, quindi parliamo di una squadra che è venuta qui ad Agrigento e ha tirato solo 3 volte in porta, non nello specchio, quindi grande merito ai miei ragazzi che credo in questa settimana abbiano subito delle critiche un po' eccessive. I ragazzi devono essere lasciati in pace. Se dobbiamo criticare qualcuno, l'unico responsabile sono io. Sono abituato a camminare con la valigia sempre pronta, quindi ho sentito troppe cose questa settimana. Quindi noi quando almeno io, quando ho deciso di fare l'allenatore, sapevo quale rischio correvo. Quindi
cerchiamo di crescere come ambiente. Capisco che questa è una piazza importante, capisco che c'è tanta attesa attorno a quest'Agragas, però vi garantisco che questa è una grande famiglia. Parliamo di numeri, non abbiamo concesso nemmeno un calcio d'angolo e questo la dice tanto. È una squadra che nel primo tempo ha superato poche volte la metà campo, parlo del Misilmeri. È una squadra che è stata affrontata nel loro punto forte, cioè in mezzo al campo, contro un sistema di gioco molto chiuso. Siamo andati dentro, abbiamo portato dentro, abbiamo cercato di recuperare il più pallone possibile, ne abbiamo recuperato forse 13. Facciamo parlare i numeri, questa è una vittoria meritata, strameritata, una vittoria che ci consente di preparare quest'altra battaglia di mercoledì alla perfezione. Ma sapevamo che era una partita dura, uno scontro diretto contro una squadra che è stata tutti i giorni d'andata prima e quindi sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta. Abbiamo fatto un primo tempo stringendo i denti, ci sono anche gli avversari, però i miei hanno tenuto botta e abbiamo preso gol al 41esimo se non sbaglio. Poi nel secondo tempo, per i primi 27 minuti, penso che l'Agragas non ha mai tirato in porta nel secondo tempo. Per i primi 27 minuti noi abbiamo tenuto il pallino del gioco, abbiamo fatto secondo me un grandissimo secondo tempo, poi mancavano 10 minuti, al 37esimo ci siamo messi all'arrembaggio e quindi sono saltati tutti gli schemi, tutte le idee, ormai si era alla ricerca dell'episodio che non c'è stato. E poi loro hanno raddoppiato su un fallo laterale che poi è diventato un rigore. Quindi dico che la partita ci aspettavamo una partita dura, combattuta, non ci aspettavamo una partita di venire qua e venire a dominare il campo, perché di fronte avevamo una grande squadra, noi siamo una grande squadra e quindi alla fine il dettaglio del primo tempo ha fatto sì che la partita è scivolata in una certa maniera. Noi abbiamo tenuto botta fino al 41esimo, magari se finiva il primo tempo 0-0, nonostante l'Agragas aveva fatto un buon primo tempo, noi abbiamo fatto un buon secondo tempo, l'Agragas ha tenuto botta, non abbiamo avuto noi il dettaglio per pareggiare e la partita è finita così. Però, ripeto, questo è un gruppo straordinario, un gruppo di ragazzi che sta facendo un grandissimo lavoro. Avevo detto prima della partita ai miei ragazzi che oggi non sarebbe stato decisivo, non è che oggi si sarebbe deciso il campionato, assolutamente non ci fa piacere perdere, perché non l'avevamo fatto mai, quindi non ci fa piacere perdere, ma sappiamo pure che il percorso è ancora lungo e noi abbiamo dei valori importanti dentro che vanno al di là del calcio, che porteremo fino in fondo attraverso il lavoro, attraverso gli errori, ma anche attraverso quello che abbiamo dimostrato. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Abbiamo parlato dell'Enna poc'anzi, abbiamo parlato del suo vulcanico allenatore Pippo Strano, però è anche vero che la partita di sabato in anticipo contro la Parmonval sembrava un po' già segnata, praticamente loro hanno vissuto il primo posto tutta la nottata del sabato. Credo che comunque essere lì adesso a solo un punto di distacco, e vuol dire che c'è determinazione. Sono presenti. Sono presenti perché la partita che hanno vinto giovedì è stata importantissima. Hanno preso e non era neanche facile con il Casteldaccia. Non era facile,
Quindi la partita di domenica è stata, non è stata una sorpresa perché è una squadra molto scarsa, però è sempre una partita che deve farla fuori. Quindi, devi vincerla. E devi vincere per forza. Quindi l'Enna secondo me è presente. È vero. Voltiamo pagina perché adesso parliamo del girone B. 14ª giornata anche nel girone B del campionato di eccellenza. Guardiamo subito il tabellino degli incontri. Siracusa Calcio che vince 2-1 il derby contro il Real Siracusa Belvedere. Città di Ececatena batte Nebros 1-0, Città di Comiso batte Milazzo 3-1, Città di Taormina batte Ionica FC 2-1, Leonzio 1909 batte Rocca Acquedolcese 4-1, Palazzolo batte Virtus Ispica 2020 3-1, vittoria anche del Modica 2-1 contro il Mazzarone Calcio ed infine importante vittoria della Nuova Egea Virtus 2-0 contro il Santa Croce. Questa vittoria certamente per la squadra di Ferrara è stata fondamentale perché in questa maniera conserva il primato in classifica nel girone B del campionato di eccellenza. Infatti al primo posto abbiamo la Nuova Egea Virtus con 31, 30 punti Modica Calcio, 29 Città di Taormina, 26 Siracusa Calcio con 24 Rocca Acquedolcese, 23 punti Leonzio 1909 con 22 Nebros, 19 Ionica FC, 18 punti Real Siracusa Belvedere e Mazzarone Calcio con 15 Santa Croce, Città di Comiso, 13 punti per il Milazzo, 10 per il Palazzolo, 9 punti Virtus Ispica 2020, chiude la classifica il Città di Ececatena con 7 punti. Possono già partire le immagini di questa importante vittoria del Città di Taormina, 3 punti che sono fondamentali per continuare a rimanere sulla scia del Modica, ma anche e soprattutto di questa Nuova Egea Virtus. Certo, la vittoria è stata fondamentale del Taormina. Vedi, ci sono dal Siracusa all'Egea Virtus ci sono 5 punti di distacco. Sì. Quello che non ci sono nell'altro girone. Detto questo, il Siracusa c'è, quindi ci sarà anche. Quindi sono 5 squadre, Egea, Modica, Taormina e Siracusa sono squadre che lotteranno fino all'ultimo, quindi chi ha più forza anche economiche in base agli acquisti che qualcosa faranno in questi giorni vince il campionato. Abbiamo parlato del Siracusa, un Siracusa che comunque insomma, ha inserito giocatori di esperienza, Benniraci, Pettinato, Privitera, voglio dire gente che già conosce il credo di Gaspare Cacciola. Vuol dire che è un Siracusa che vuole assolutamente giocarsi tutto nel girone di ritorno. Perché conoscono la categoria, hanno vinto. Sì, hanno vinto. Sono vincenti. Ecco, poi giustamente il tecnico non è da categoria di eccellenza, è anche da un'altra categoria, è molto preparato e quindi una piazza come Siracusa, secondo me, merita un palcoscenico diverso per fare anche la Serie D. Cioè, è un campionato forte. Mentre invece adesso ci guardiamo il servizio sulla vittoria della Nuova Egea Virtus. Ha vinto facile contro il Santa Croce, risultato finale 2-0. Galvanizzata dalla vittoria di mercoledì in Coppa contro il Taormina, l'Egea Virtus concede il bis anche in campionato superando al Dalcontres Barone un Santa Croce rimaneggiato e giunto a Barcellona con soli 14 effettivi. Il primo squillo della partita è però del Santa Croce e arriva dopo 6 minuti con la botta di Reale che costringe Staropoli a rifugiarsi in angolo. L'Egea Virtus risponde 60 secondi dopo con Ido Iaca che la potrebbe sbloccare, ma il suo sinistro ravvicinato trova la pronta risposta di Alcaraz in collaborazione con Restivo. Insiste la squadra del Longano che torna minacciosa per altre 2 volte, prima con il solito Ido Iaga che costringe Alcaraz alla respinta e poi con Vincenzi che dal limite spara alto sulla traversa. Gli sforzi dei locali vengono premiati però al minuto 34 quando Franchina raccoglie il cross di Biondo e di testa mette alle spalle del portiere il vantaggio per i giallorossi e il suo terzo sigillo in campionato, il terzo consecutivo in casa nelle ultime 3 partite. Nella ripresa l'Egea Virtus trova anche il raddoppio al minuto 63 quando il
Signor Arena punisce con il calcio di rigore l'intervento di Alcaraz su De Gaetano e dagli 11 metri il difensore della Guardia spiazza con freddezza l'estremo bianco-azzurro, facendo così i Virtus 2, Santa Croce 0 e secondo gol stagionale per Della Guardia, il primo in campionato dopo quello di Coppa. I giallorossi provano ad arrotondare il punteggio, ma il gran sinistro di Bucolo al 71esimo non c'entra la porta per questioni di centimetri, mentre il tiro ravvicinato di Isgro 10 minuti dopo è bloccato da Alcaraz. Al minuto 89 Isgro finisce giù in area ospite dopo un contatto con Ravalli. Il direttore di gara però ammonisce l'attaccante geano per simulazione. Lo stesso Isgro dice subito dopo qualcosa di troppo al fischietto palermitano, che lo manda anzitempo negli spogliatoi, con Ligia Virtus dunque che chiude in 10 contro 11. Per Ligia Virtus è la sesta vittoria casalinga, la 10ª in campionato. I giallorossi si confermano in testa al girone con 31 punti e con una lunghezza di vantaggio sul Modica secondo, e domenica i barcellonesi, privi di Isgro, saranno di scena proprio contro i modicani per il match che metterà in palio il primato e il titolo di campioni d'inverno. Vittoria importantissima dunque della nuova Igea Virtus, netto 2-0 contro il Santa Croce, vittoria che serve alla squadra di Barcellona per essere leader di questo girone B del campionato di eccellenza. Adesso voltiamo pagina perché arriva la cartolina di Giampaolo Montineri. Ditemi se non hai fantasia, no? Preciso, è atterrato, col paracadute, si è appizzato nella televisione. Ciao Gold TV, ciao Dalmonti, ciao Ettore. Ci stiamo avviando a tutto quello che è l'atmosfera natalizia, iniziamo ad avere i simboli, gli aspetti, ma il calcio ha ancora un altro weekend, quello di giorno 18, ma abbiamo vissuto il weekend tra il 10 e l'11. Mi sono andato a spulciare, no? Ma è l'ultima giornata di andata, no? Dei 2 giorni di eccellenza siciliana. E comunque, nella storia dei playoff e playout, siamo ancora in una zona di tutto può accadere. La media di distanza sia nei playoff, dalla seconda alla quinta siamo sui 7 punti, la media di distanza nei playout nei 2 giorni siamo sui 6-7 punti. È ingarbogliata, è molto corta allo stesso tempo. Vediamo che le squadre che hanno fatto i 20 punti sono quelle che in un certo senso stanno lottando per vincere il campionato, sono nel playoff. Guardate il girone B di eccellenza, a 19 punti c'è lo Ionica, ok, che è settimo, a 23 c'è la Leonzio che sta lottando comunque per entrare nei playoff, quindi ancora i famosi 20 punti della soglia o i famosi 15 punti che poi non dovresti fare almeno altrettanto nel giorno di andata sono margine di lotta playout e comunque di zona franca. La zona franca nel giorno B c'erano 2 squadre in questo momento, il Mazzarrone ed il Real Siracusa Belvedere. Questi 18 punti sono una zona molto franca. Dall'altro lato il girone B, il girone A, insomma, ha visto una serie di sportellate interessanti perché sono stati gli scontri diretti a farla da padrone da questo punto di vista, e in effetti c'è stata vittoria nello scontro diretto dell'Acregas con il Misilme. L'Enna si è prodotto il suo mini obiettivo, che erano quelle 3 partite in 7 giorni per capire cosa fare. Ha ottenuto il massimo di quello che era l'obiettivo, 9 punti, e si è messa a ridosso dell'Acregas. Il Pro Favara è lì, no? Tant'è che fra una settimana, in cui arriveremo al giorno 18, c'è un altro scontro diretto. Il calciomercato non sta incidendo molto, devo dire la verità, ancora non si vedono gli effetti. Nel girone B forse gli effetti maggiori li ha fatti il Modica, con Pozzebon, con Pavisic forse, ma è stato là, si è allenato, con altri giocatori che si stanno delineando. Forse la vera forzatura l'ha fatta il Modica, la normalità del Siracusa negli investimenti, ma quello che ha fatto tanto è stato proprio il Modica. La fascia intermedia è rimasta lì, no? Qualche operazione in uscita, tanti addetti ai giocatori sono scesi in promozione.
Quindi vedremo ancora fino al 23 che tipo di mercato ci sarà, perché intanto in questa settimana ci sarà chi andrà in lista di svincolo, però poi il giorno 23 si chiuderanno i trasferimenti. Vedremo, ma ripeto, la soglia dei 15-18 punti è una soglia di protezione simbolo. Occhio, perché c'è la crisi del Santa Croce, la prima vittoria del Palazzolo nel girone B. Pensate, nessun pareggio, 3 vittorie esterne e tutte vittorie interne, quindi è stata una domenica in cui ce le siamo giocate. Come sarà il giorno 18? E sarà la domenica anche dei panettoni, quindi chi lo mangia, chi lo omaggerà, chi non ci pensa nemmeno a dare un panettone, perché tanto dice non serve un cacchio, noi abbiamo raggiunto gli obiettivi, però mi piace sottolineare il lavoro sociale che sta facendo lo Scicli in promozione, lo dico perché non c'entra, ma mi piace. Hanno evitato di investire tanto sul calciomercato, stanno investendo sul sociale, un budget tra i 6 e i 10.000 euro, con la dedica e l'attenzione per chi non è in grado di vivere bene in questo periodo, quindi con i pacchi famiglia. Quindi mi piace questa cosa che stanno facendo a Scicli in promozione, l'ho voluta mettere dentro questo contenitore di penalty. Ciao dal Monti. Abbiamo dunque concluso la puntata odierna della nostra trasmissione. Voglio ricordare che chiaramente il nostro ospite è un profondo conoscitore anche di tantissimi talenti che insomma stanno giocando anche in campionati di una certa qualità tra Serie D ed eccellenza. Com'è il termometro in questo momento? Gli under sono veramente sempre come al solito i più ricercati. Andare a cercare i giovani non è facile. C'è una squadra di Serie D, si deve organizzare a gennaio a prepararsi per l'anno prossimo, a cercare i ragazzi. Andate a vedere in Lega Pro, andate a vedere nei professionisti e anche nelle nostre categorie allievi regionali, giovani juniors regionali. Si troverà pochissimo. È vero. Pochissimo. È vero. E bisogna investire sulle persone che vanno a fare questo lavoro. Su questo io credo che sia fondamentale, perché se il talento esiste perché c'è qualcuno che lo riesce a scovare. Quindi bisogna anche educare i presidenti e i direttori sportivi. È vero. Non è polemica la mia, però... Anche se è assolutamente condivisibile. Bravo. Grazie Alfio per essere Grazie stato a te. con noi Grazie e a ci te. vedremo presto. Per intanto auguri Grazie. di buon Natale Grazie. e anche di un felice 2023. Speriamo che entra meglio. Grazie. Grazie dunque al nostro ospite, noi ci fermiamo qui, con Penalty ci rivedremo chiaramente mercoledì prossimo, puntuali alle ore 13 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Grazie per essere stati con noi.